address sets its sights on the Far East. At the Blue Economy Forum, Friuli Venezia Giulia Governor Massimiliano Fedriga highlighted India as a potential strategic partner, positioning the port as a key gateway for trade with Asia and an alternative to Western routes. So che noi non possiamo non guardare il Far East perché geograficamente guardiamo quella parte là, non la parte atlantica, che ovviamente ha altri punti di approdo, e su questo però dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo lavorare con partner che guardino i nostri collegamenti come unica alternativa forte al commercio con l'Europa e con l'Occidente, e su questo per me l'India può essere veramente un paese strategico, non solo, ovviamente anche tutti i paesi che dall'India per arrivare fino al porto di Trieste ci sono, possono essere strategici per quanto ci riguarda e non essere condizionati noi stessi invece da un'unica grande economia del Far East, che però rischia di fare scelte diverse. Tu prima parlavi del corridoio 5. Il corridoio 5 per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, ho ricordato che 7-8 anni fa si è fatta una scelta di non volere l'alta velocità e quindi l'alta capacità in Friuli Venezia Giulia, è stato un errore importante. Io ne ho parlato con il commissario Tzitzikostas, ho fatto presente che noi qua di fatto tagliamo un corridoio fondamentale che è quello Lisbona-Kiev. Mi auguro che qualcuno possa ripensare a una scelta che oltretutto al tempo era stata chiesta da Venezia Giulia e non da Marte, sbagliando.